riapriamo dunque la nostra cronaca di questa mattina. Vi avevamo raccontato nelle 2 ore dalle 10 alle 12 in edizione straordinaria il tragico maltempo nel Vicentino con 2 vittime, Leone Nardone e il figlio Francesco, inghiottiti con la loro auto dalla voragine a Ponte dei Nori a Valdagno. Fra pochissimo ci collegheremo con Marghera, la Protezione Civile, dove è atteso il presidente Zaia. Prima andiamo a Brogliano da Daniele Garbin. Daniele. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Confermo siamo a Brogliano con me il sindaco Dario Tovo. Alle nostre spalle proprio l'Agno gonfio in questo momento come non mai e ha spezzato la seconda briglia. È stata una notte da incubo, ci stava spiegando il sindaco in questo momento, perché il fiume proprio era arrivato quasi a lambire il canale. E cosa è successo? L'ha preoccupato, l'ha spaventato di più, invece non era a livello quanto era la velocità che aveva alto a questi livelli. Mai, però molto, però la velocità che aveva l'acqua che non funziona. Abbiamo subito chiuso il ponte perché non mi sentivo di correre questo rischio e fatalità abbiamo messo anche un operatore della Protezione Civile proprio nel punto in cui è crollato l'argine, in modo che i curiosi non andassero in quella zona lì. Poi tutto è abbastanza rientrato e verso le 3:30 ho fatto un sopralluogo e mi è crollato proprio lì. Davanti a voi in quel momento, quindi anche fatalità, però era giusto anche il sesto senso di quello che le percepite. Sì, c'è stato un cittadino che era qui, che abita proprio qui vicino e mi ha chiamato subito e sono arrivato che era proprio appena crollato e si vedeva ancora i sassi che scendevano perché è partito un po' a tratti. In memoria d'uomo non era mai successo? No, che se ci ricordi noi una cosa così non è mai successa. La natura, ahimè, diventa sempre più difficile da gestire. Senta, facendo un bilancio nel suo territorio, ho sentito che lei l'abbiamo portato via impegnato a firmare che cosa? Ecco. Abbiamo diverse strade che sono state divelte dall'acqua, quindi stiamo facendo abbiamo la squadra operaia, i nostri volontari della protezione e anche di gente che stanno lavorando meno transitabili. C'è qualche problema nel collegamento? Andiamo da Zaia che ha iniziato a Marghera. È innegabile che la situazione sia tragica, perché 2 persone che perdono la vita in quella maniera, padre e figlio, in quel di Valdagno, con lo sfondamento del ponte dei Nori, quindi questo ponte obliquo. Io ho parlato anche con i sindaci stamattina, è sicuramente una tragedia. 2 corpi sono stati trovati, come sapete, li hanno trovati, io ho avuto comunicazione dei vigili del fuoco e dico che questo fortunale, questa piovosità che abbiamo avuto in queste ore, purtroppo passerà alla storia per la perdita di queste 2 vite umane. Detto questo, dopo io volevo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, a iniziare dal Sole Bottacin, che ha seguito tutta la notte di persona in presenza nelle diverse località. Vi ricordo che sono stati colpiti Cornedo Vicentino, Valdagno, Arzignano ed altri comuni. Abbiamo qua la lista: Trissino, con il quale sindaco, con il quale ho parlato anche stamattina, Brogliano, e Recoaro per la piovosità. Abbiamo avuto una piovosità forte. Abbiamo raggiunto i 200 millimetri, in alcune realtà ho visto anche superata 2,34 e devo dire che al di là delle singole criticità con le persone da evacuare, gli isolamenti, le cinquantine di persone di Cornedo, eccetera, dopo la Sora vi spiegherà, vi parlerà, il vero tema è che ancora una volta dobbiamo dire che le nostre opere hanno funzionato, perché se pensate stiamo parlando dei bacini di laminazione, è entrato in funzione Montebello, sono tutti più o meno, ne parlavamo prima con l'assessore, che si stanno ancora riempendo, cioè quindi c'è ancora capacità di invaso. Montebello è un bacino da 6 milioni di metri cubi, più o meno? Di più, adesso con l'ampliamento arriva a 9. Sì, ma no, oggi effettivi abbiamo sui 6 milioni di metri cubi, 3 milioni e 8 Caldogno, 3 milioni e mezzo Trissino, e una milionata l'altro Lorolo, che ha invasato pochissimo, però c'era. Quindi l'idea è questa: se non avessimo avuto i bacini sarebbe stata un'altra tragedia. Le preoccupazioni quali sono? Perché poi queste tragedie ci impongono anche dei bilanci. Le preoccupazioni sono rispetto
al fatto che noi abbiamo bisogno di fare ancora opere idrauliche, noi abbiamo almeno 1 miliardo di euro di opere in canna che potremmo fare se avessimo le risorse, e ne abbiamo realizzate tante perché abbiamo fatto più di 3.000 cantieri dal 2010 ad oggi. Vi ricordo che noi quell'alluvione 2010 con 235 comuni alluvionati e 10.040 famiglie e imprese sott'acqua è stata l'alluvione storica ed è stata anche l'alluvione che ci ha permesso di mettere a terra quello che è stato il piano Marshall, no? Che poi abbiamo implementato, che abbiamo seguito, il libro dei sogni, come diceva qualcuno nel 2010, ma che poi porta alla realtà, porta bacini come Musone dei Sassi, l'Orolo, Viale Diaz, la Colomberetta, a Monteforte d'Alpone e molto altro ancora. Fra l'altro abbiamo anche in attività anche il grande bacino di Prada dei Gai, altra opera per la quale abbiamo lavorato tanto. Quindi abbiamo da un lato opere, dall'altro la necessità anche di fare un'altra riflessione, perché davanti a queste piovosità ne viene fuori, sì, parliamo di cambiamenti climatici, di tutto quello che volete, ma abbiamo anche il tema delle piene storiche. Cioè noi abbiamo l'asta del Piave che ancora una volta per fortuna non è stata toccata, la piena storica l'abbiamo avuta nel 1966, ma vi ricordo che resta prego? 1966 e vi ricordo che rappresenta ancora una grande fragilità, cioè noi non possiamo abbassare la guardia, perché molti dicono ma avete fatto le opere, no, le opere le abbiamo fatte sicuramente azzeccate in un'asta, diciamo, in un bacino idrografico che crea sempre problemi, è quello del Vicentino come voi vedete, no? Cioè, si parte da Requaro, la Valle del Lagno eccetera, quindi Bacchiglione e Lagno, insomma i diversi fiumi. E dall'altro ovviamente ci sono delle parti del territorio per le quali noi siamo preoccupati, io ve lo voglio dire, perché il tema del Piave è un tema che ci preoccupa. Pensate che il Piave quando arriva a piene importanti, cosa arriva? 6.000? 5.000 metri cubi all'ora significa avere, immaginate un palazzo alto 5 chilometri, quindi 5.000 metri cubi al secondo, scusatemi, allora magari fossero all'ora 5.000 metri cubi al secondo, immaginate un palazzo alto 5 chilometri che ha una base di 1 metro quadrato, cioè è una roba folle la portata che riesce a raggiungere il Piave, e noi non siamo in grado di contenerlo all'interno degli argini se non si fanno le opere. Ultimo aspetto, la fragilità degli argini, cioè noi abbiamo un territorio che è costituito da fiumi pensili, no? Che sono tutti fiumi che corrono al di sopra del piano campagna molto spesso, e quindi abbiamo questa immagine del Veneto degli argini, no? Ma gli argini, noi abbiamo visto nel 2010, abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali nel 2010. Gli argini sono il vero punto di debolezza del nostro sistema idraulico. Gli argini è difficile che noi abbiamo alluvioni per sormonto arginale, no? Che abbiamo superamenti del sormonto arginale. Noi abbiamo spesso sfondamenti arginali, come è accaduto l'ultima volta, ne parlavamo anche prima con l'assessore, non so, il campo San Pierese piuttosto che Zimmelle, insomma lo sfondamento arginale. E perché gli argini se ne vanno? Intanto sono migliaia di chilometri di argini, ma il vero tema è che la manutenzione degli argini potrebbe essere, diciamo, abbastanza sostenibile se non avessimo la variante degli animali che fanno le tane negli argini, quindi il tema delle nutrie, il tema dei tassi. So che qualcuno si agita sempre rispetto a questo, ma io ho l'obbligo di ricordarvi che davanti a futuri eventuali sfondamenti arginali noi dovremo prendere atto che abbiamo questo problema, e diaframmare tutti gli argini significa affrontare un lavoro per i tempi e per la spesa non affrontabile, cioè fare un diaframma, cioè mettere i pali al centro dell'argine, farsi le gettate in modo tale che ci sia un muro di calcestruzzo non visibile all'interno dell'argine, cioè un diaframma. Sarebbe la soluzione migliore, però oggi non è assolutamente affrontabile per la quantità di chilometri che abbiamo. Quindi approfitto nuovamente per dire che questo governo, a mio avviso, dovrebbe eleggere come prioritaria la spesa per la messa in sicurezza e quindi finanziare le opere per la, diciamo, tutela del dissesto idrogeologico. Dico anche un'altra cosa, e poi mi zittisco, passo la parola all'assessore. L'altra cosa che dico è che noi abbiamo questi 235 miliardi di euro del PNRR. Ecco, di questi 235 miliardi è ormai innegabile che ci sarà una buona fetta di questi 235 miliardi che non sarà messa a terra nei tempi prestabiliti. Abbiamo l'articolo 46 del trattato che ci permette la rinegoziazione. Se dessimo
anche solo 1 miliardo ad ogni regione, sono una ventina di miliardi, ne resterebbero ancora 215 a disposizione per tutte le altre misure, per tutte le altre destinazioni. Cioè 1 miliardo a regione si riuscirebbe già a fare un grande lavoro. Questo è un paese che comunque su questo fronte deve fare una scelta strategica che noi sollecitiamo ogni volta che c'è un'alluvione, perché comunque è l'occasione per parlarne. Chiudo rinnovando le mie condoglianze alla famiglia che ha perso un marito e un figlio, quella signora che ha perso un marito e un figlio e comunque hanno perso dei cari, perché una tragedia come questa era impensabile, soprattutto anche la fatalità, no? Cioè che ti crolla la terra sotto i piedi, si crea la voragine. Ho letto che comunque il papà era un volontario di un'associazione di volontariato, probabilmente si stavano mettendo in strada per andare a portare anche il loro aiuto, purtroppo il bilancio è di 2 cadaveri che abbiamo ripescato. Grazie, passo la parola a Bottacini. Ti lascio la sedia. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto anch'io mi unisco alle condoglianze ai familiari delle 2 persone decedute che peraltro ho visto anche stanotte a Valdagno al Coc. E per me ieri è stata una giornata particolarmente complessa, perché ho iniziato con i casini del Piemonte, perché sarei anche presidente di AIPO e quindi ieri in giornata abbiamo dovuto affrontare tutta quella situazione lì. La piena del Po in questo momento sta entrando in Emilia Romagna, ma nei prossimi giorni poi transiterà anche in Veneto, anche se non dovrebbe destare particolari problematiche. Nel tardo pomeriggio hanno iniziato delle precipitazioni molto localizzate proprio nella Valle del Lagno. C'era uno spostamento delle nubi che si andavano a concentrare proprio in quella vallata là in modo particolare, e ci sono state precipitazioni piovose che a Recoaro hanno superato i 200 mm nell'arco dell'evento, quindi nell'arco della giornata, ma abbiamo avuto 50 mm nell'arco di un'ora nel tardo pomeriggio, e anche a Valdagno oltre 160-170 mm dall'inizio dell'evento, ma 76 mm nell'arco di poco più di 2 ore, quindi sono dati considerevoli. Abbiamo registrato ieri sul ponte di Brogliano, dove abbiamo un idrometro, il massimo storico della portata del corso d'acqua del Lagno, con un livello di 2,73, e il record precedente era 2,14, 2,14 metri e 2,73 metri. Ovviamente noi abbiamo la sala operativa aperta H24, eravamo in contatto con l'ingegner Settin, che è il direttore della protezione civile. Non so se avete avuto modo di conoscerlo, perché prima c'era l'ingegner Soppesa che è andato in pensione. Quindi oggi, sì, è un po' di anni che è con noi, era il vicario di Soppesa, però oggi è la prima uscita come direttore. Quindi ci siamo sentiti frequentemente durante la giornata, e ieri sera ho raggiunto i luoghi dell'evento. I comuni più colpiti li ha ricordati il Presidente. Abbiamo allo stato attuale 7 persone evacuate a Valdagno e 3 famiglie isolate in comune di Trissino. A Cornedo c'era una frazione isolata ieri sera con una 50ina di persone, però i volontari della protezione civile hanno liberato la strada questa notte, e allo stato attuale il problema è rientrato. Sono ancora attive 15 squadre di volontari della protezione civile, sono 12 del Vicentino più una della provincia di Padova e 2 della provincia di Verona. Il ponte in questa fase, io vorrei ringraziare tutti i volontari, tutti i sindaci che, essendo autorità locali di protezione civile, erano in campo e sono ancora in campo. Ringrazio le mie strutture, la direzione della protezione civile, ma anche il Genio Civile, in modo particolare quello di Vicenza, che sono sul posto, sul campo, perché
Il ponte è crollato dentro sul Lagno, il famoso ponte a cui è stato già fatto riferimento, quindi c'erano dei sottoservizi che passavano sotto e soprattutto ci sono il materiale da sgomberare, perché ovviamente se dovesse piovere non sono previste precipitazioni rilevanti nei prossimi giorni, ma ovviamente vanno ripristinati gli aspetti idraulici del corso d'acqua. Stanno facendo i sopralluoghi lungo tutte le arginature, perché in alcuni punti ci sono stati dei cedimenti localizzati che vanno ripristinati. È normale, lo sottolineo, perché poi queste opere sono un po' come il casco per il motociclista, servono a evitare che si rompa la testa. Se il casco si rompe non è che non ha fatto il suo mestiere, ha fatto il suo mestiere, ha assorbito l'energia per evitare che l'energia si scaricasse sul cranio, e quindi se ci sono dei danneggiamenti vanno ripristinati al più presto e sono già attive le somme urgenze. Adesso usciremo, se non è già uscito, il bollettino che è riferito non tanto a previsioni meteo rilevanti ma al transito dei colmi di piena, in modo particolare nella bassa padovana, perché l'Agno poi dopo attraversa tutta la bassa padovana, quindi per il problema che diceva il Presidente del rischio sfondamento arginale è bene mantenere il livello di attenzione alto, anche se, ripeto, stiamo facendo tutte le verifiche del caso e si interviene in somma urgenza. Noi abbiamo 5.000 km di argini in Veneto in gestione, quindi capite che è una quantità rilevante, e oltre al fatto delle risorse io aggiungo anche che sarebbe necessaria una semplificazione normativa, perché se per tagliare un po' di piante sugli argini ogni volta arrivano denunce, non ce l'ho con i comitati, per carità, ognuno fa il suo mestiere, però insomma un po' di semplificazione, l'ho detto anche martedì che ero a Roma al ministro Pichetto Frattin, è necessaria, perché sennò siamo il paese che interviene solo dopo le emergenze, e invece serve un po' di semplificazione normativa prima. Tenete presente che i bacini di laminazione hanno fatto il loro mestiere, anche loro come anche gli argini, però non è che non siamo intervenuti, siamo intervenuti solo sui bacini di laminazione, perché se abbiamo messo a terra 2 miliardi di euro di opere, i bacini di laminazione cubano, quelli già realizzati, circa 500.000, quindi un quarto. Il resto sono tutti interventi, come dicevo prima, diffusi sul territorio. Diaframmature, consolidamenti arginali, pennelli, briglie, non voglio entrare troppo nel tecnico, ma sono stati fatti interventi diffusi in tutto il territorio del Veneto. 2.500 cantieri negli ultimi 5 anni, una cosa che è difficilmente riscontrabile, anzi impossibile, perché ho fatto la verifica da altre parti. Io non avrei altre cose da aggiungere, se non che noi cerchiamo di fare il nostro mestiere al meglio che possiamo, ovviamente con tutti i limiti che ci sono dati appunto dalle risorse economiche e dalla complicazione, diciamo, burocratica, fermo restando che, ripeto, queste sono opere, io dico purtroppo, che quando fanno il loro mestiere non si vedono, quando non fanno il loro mestiere allora si vedono, no? È chiaro che, come ha detto il Presidente, se non fossero stati realizzati quei bacini di laminazione, quell'acqua che in questo momento è dentro i bacini di laminazione sarebbe in mezzo alle case. Scantinati. E quindi insomma penso che se vengono utilizzati ogni volta bisogna sempre pensare al fatto che tutti quei metri cubi, stiamo parlando di milioni di metri cubi d'acqua, si sarebbe riversata nei centri abitati, nelle abitazioni, nelle aziende, e quindi quando vedete che apriamo il bacino di laminazione vuol dire che stiamo evitando un'alluvione. Quindi è un passaggio che non è marginale, per una volta fate la notizia anche su questo, insomma. Basta, non ho altre cose. Io avrei una roba da aggiungere, Paolo. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa, che avevo dichiarato lo stato d'emergenza, quindi siamo alla dichiarazione dello stato d'emergenza, e i sindaci, che sono sempre efficienti, lo hanno dimostrato anche questa notte, e l'assessore li ha incontrati tutti, io li ho sentiti al telefono, ho seguito al telefono stanotte sentendo l'assessore via messaggio e il dottor Marchesi che mi informava anche lui. I sindaci saranno parte diligente nel raccogliere il censimento dei danni, quindi questo è un passaggio fondamentale. È bene ricordare, lo ricordava prima in parte l'assessore Bottacin,
veronese significa anche zona del Garda che hanno avuto problemi. Più che altro perché per dare un segnale anche a loro che raccolgano anche da quelle parti, perché lo stato d'emergenza sono messi dentro anche quei comuni, poi vi daremo la lista, vi daremo tutto, in maniera tale che è una lista aperta, quindi non veniteci a dire che manca un comune, manca una via, manca un borgo, perché è una lista aperta. E la procedura è sempre la stessa, nel senso, se si fanno opere, lavori, se li pagate direttamente, conservate, diciamo, gli scontrini, insomma, le ricevute, quello che è, si faccia documentazione fotografica. Oggi insomma è facile con un telefonino fare un po' di foto, ma in modo tale da cristallizzare la situazione, diciamo, del danno. Dopodiché i comuni raccoglieranno, secondo la procedura, diciamo, le diverse dichiarazioni, cercheremo di fare una contabilità dei danni. Ecco, vorrei senza accostare, cioè nel senso, noi abbiamo avuto 2 persone che hanno perso la vita e loro poveri, cioè, per la dinamica di andare a mettersi a disposizione, hanno perso la vita, però vorrei fare appello ai cittadini di stare distanti dagli argini, dai ponti, e ripeto, nulla a che vedere con quello che è accaduto a questi signori, non stavano lì a ciondolare e guardare l'acqua che passava sotto il ponte, che sia chiaro, però è l'occasione per ricordare che anche il ponte più sicuro magari crea un sifone, cioè si spolpa, si disintegra, e quindi appello ai cittadini, perché vedo ancora immagini, soprattutto anche da parte vostra, quelle che inviate o vengono inviate dai filmmaker, diciamo, di casa nostra, che magari fanno dei filmati con i telefonini, anche ieri sera ho visto, e vedi le onde, cioè dei fiumi che sono diciamo, fiumi che sono ingrossati, impazziti, e vedi i cittadini che sono lì a fianco che fanno i filmati. Attenzione, perché uno sfondamento arginale vuol dire ritrovarsi tutto il fiume in faccia, e quindi star distanti dai ponti, dai passaggi, star distanti dagli argini, perché per avere un filmato poi si rischia di perdere la vita. Ripeto, nulla c'entra con quello che è accaduto ieri. Se avete domande, prego. Volevo chiedere all'assessore se ci fa... No, li lascio a posto, mettete qua. Se ci fa un minimo di riassunto di che cosa si sta facendo sui grandi bacini, sui rapporti di Montebello, tra dei gai, di minimo di tempi, così. E l'altra cosa che volevo chiedere però è questa, proprio sui fenomeni talmente molto intensi, come è successo sulla Venale l'anno scorso, come è successo sull'anno ieri. I bacini si sono aperti, ma se ho capito bene erano quelli a valle, il tutto è successo un po' più a monte, per cui c'è questo tema di, ad esempio sulla Venale si sta intervenendo con altre 2 tasse fra le 2 che ci sono, no? Una nord e una sud, come a dire che serve quasi un presidio puntuale. Tutto questo lavoro, che evidentemente ha dei costi esorbitanti, intreccia anche la rete tra regione e immagino consorzio di bonifica. Ci spiega un po' meglio se anche questo è l'altro aspetto dei grandi bacini? Allora, i grandi bacini, come dire, che stiamo realizzando adesso sono l'ampliamento di Montebello, lo portiamo a 9 milioni di metri cubi, ma non solo, diventa anche promiscuo, nel senso che adesso si occupa solo dei colmi di piena del Lagno e dopo invece può andare a recuperare anche i colmi di piena dell'altro corso d'acqua che si trova in zona. Pra dei Gai, partirà Pra dei Gai, finalmente parte Pra dei Gai, che è un bacino particolarmente importante per il bacino di Livenza e strategico per il bacino di Livenza. Scusa Paolo, su Pra dei Gai, cioè il ritardo non è nostro, che ce lo siamo persi per strada, ma c'è stato un problema giudiziario non irrilevante, ricordo. Era stato fatto l'appalto integrato, la gara per l'appalto integrato, quindi appalto integrato vuol dire sì, parecchi anni fa, per la progettazione e realizzazione dell'opera. L'appalto integrato era possibile all'epoca. Qualcuno è entrato e è riuscito ad aprire la cassaforte dove erano conservate le offerte, e quindi di conseguenza abbiamo fatto la denuncia, tutto quello che era necessario, ma siamo dovuti ripartire. Nel frattempo era cambiato il codice appalti, non si poteva più fare l'appalto integrato, quindi è stato fatto l'appalto per la progettazione, e fatto l'appalto per la progettazione è stato fatto l'appalto per la realizzazione. Okay? Quando io dico le complicazioni delle cose, insomma, è anche legato al fatto che poi dopo ci possono essere dei ricorsi, l'impresa che perde che fa ricorso e così via. Però adesso siamo arrivati alla conclusione, il lavoro è assegnato, la progettazione è stata fatta, quindi il bacino può essere realizzato.
Guarda, non ho la tabella, parecchi, non ho la tabella qua e francamente dopo 30 ore che non dormo non sono neanche proprio così lucido. Però 30 ore si lucido. Sì, ma penso sia il bacino più grande Pra dei Gai. sì, al netto del Piave. Sono là, comunque stiamo parlando di decine di milioni di metri cubi. Poi si parte con Vighizzolo d'Este. Anche lì un aspetto strategico perché interessa la bassa padovana. Oggi usciremo col codice arancione, mi pare che sia, perché nel momento in cui si scaricano i bacini di laminazione a monte bisogna tener conto che a valle aumenta il rischio di possibili crolli arginali, rotte eccetera, quindi teniamo il livello più alto. Con quel bacino ovviamente si riduce in maniera importante il rischio. Poi si continua, poi sapete che è in corso di progettazione il bacino sul Piave, viene gestito dall'autorità di bacino distrettuale, quindi so che è in corso la progettazione, dopodiché ci sarà la gara appalto, l'assegnazione e così via. Mano a mano che ci danno i soldi, poi c'è quello di Sandrigo Breganze anche che parte. E quindi insomma si continua a realizzare queste opere. Nel frattempo continuiamo a fare anche diaframmature ed altri interventi di questo tipo. Adesso non mi ricordo più la domanda però. No, tutta la parte delle piccole casse di espansione. Sì. Allora, ecco, spieghiamo anche come funziona la gestione della rete idraulica in Veneto ma anche in altre regioni. Allora, i corsi d'acqua principali sono in gestione del genio civile, dei 7 geni civili. I corsi d'acqua minori invece sono in gestione ai consorzi di bonifica in pianura e ai nostri servizi forestali in montagna e pedemontana. La Venale è un corso d'acqua minore ed è in gestione al consorzio di bonifica, per fare un esempio, mentre invece, perché la Venale è uno degli affluenti del Musone dei Sassi, il Musone dei Sassi è in gestione nostra, il bacino che abbiamo realizzato a Riese invece quello l'abbiamo realizzato noi come regione. È chiaro che l'idraulica è una roba complicata. Io mi sono fatto 1 ora e 45 di orale in idraulica, quindi me la ricordo bene. Ovviamente non c'è una ricetta unica, come dicevo prima, no? Cioè non è che fai il bacino di laminazione e hai risolto il problema, devi fare tutti interventi anche puntuali. In montagna i bacini di laminazione ci sono neanche gli spazi, allora fai delle briglie di contenimento, puoi fare delle traverse, puoi fare altri interventi che noi stiamo cercando di mettere in atto. È evidente che quando ci siamo dotati nel 2010-2011 del famoso piano che viene denominato piano dal Paos, lì c'erano miliardi di euro di opere che comprendono non solo i bacini di laminazione ma anche tutte queste opere. Noi stiamo correndo per realizzare queste opere, non abbiamo ancora concluso perché se manca ancora più di 1 miliardo vuol dire che abbiamo fatto 2 miliardi e passa, ma non è ancora concluso, quindi ci sono ancora dei punti che devono essere raggiunti. Poi c'è l'altro grande tema che è quello delle reti meteoriche, i famosi tombini, no? Ogni volta bisogna pulire i tombini. I tombini cosiddetti, uso questi termini per capirsi, sono stati dimensionati in periodi in cui non esistevano quelle che voi chiamate bombe d'acqua, cioè i forti nubifragi in archi temporali limitati. L'anno scorso non pioveva in nessuna parte del Veneto, a Nervesa, solo lì, ha fatto 100 mm di acqua in un'ora. Il record precedente era 52. Con 100 mm c'è una quantità doppia rispetto al record precedente, i tombini non reggono più. Tanto è vero che il dimensionamento dei tombini, oggi la normativa di dimensionamento dei tombini andrebbe adeguata ed è una cosa che io ho sollecitato più volte. Non è una competenza della Regione, però credo sia necessario intervenire anche lì, perché i tombini evidenzieranno questo aspetto. Lo dico perché il professor Marani dell'Università di Padova, che è il referente del corso di ingegneria del rischio idrogeologico, peraltro in inglese, a Rovigo, anche questo mi sembra una cosa che vengono da tutto il mondo a frequentarlo, ha evidenziato che l'incremento di temperatura media c'è stato in Veneto
agisce soprattutto su questi fenomeni, cioè sui fenomeni molto localizzati e molto brevi nel tempo, ma che possono dare problematiche da questo punto di vista. C'è la sua ricerca c'è sul nostro sito di ARPAV, l'abbiamo fatta in collaborazione con loro ed evidenzia questo aspetto, quindi anche chi gestisce le reti meteoriche, quindi le amministrazioni comunali e i servizi idrici integrati stanno lavorando su questo fronte, perché ovviamente diventa sempre più urgente. Se posso, velocissima, sul tema delle allerte, c'è stata un'allerta gialla in zone in cui non è successo nulla, per cui ci si arrabbia, ecco, abbiamo tirato fuori le paratie, chi le ha prese, chi le ha comprate. C'è stata l'allerta gialla ad esempio nel Veronese e qualcuno ha protestato, ma lo volevamo rosso, non eravamo preparati. Comunque si preveda tendenzialmente se qualcuno che ma sempre, poi dopo sapete, bisogna anche saperli leggere i bollettini, perché l'allerta gialla non vuol dire che non succede nulla o succede qualcosa di soft, vuol dire che può succedere anche qualcosa di molto rilevante ma localizzato. Dico può succedere perché voi siete esperti più di me della lingua italiana, la parola previsione è diversa dalla parola certezza. La parola previsione prevede dei margini di errore. Quando è stato fatto il nuovo codice della protezione civile nel 2018 ho insistito perché fosse inserito in quel codice la parola probabilistico, in modo da spiegare bene anche a chi poi lo deve far applicare e rispettare quel codice che non vi è certezza nel momento in cui si fanno le previsioni. Abbiamo investito molto come ARPAV, perché è l'ARPAV che fa le previsioni meteo, sull'implementazione di modelli sempre più precisi. Però le previsioni, il margine di errore lo presentano e lo presenteranno sempre, e poi bisogna saper leggere i bollettini, come dicevo, perché giallo non vuol dire che succederà quasi niente, non vuol dire questo. Altro ragazzi? Sì, lei diceva prima Presidente, deve diventare una destinazione prioritaria la messa in sicurezza del territorio pronto al governo. Quindi la destinazione di 235 miliardi quindi non ancora utilizzato. No, cioè è il plafond, scusa, è il plafond, grazie, è il plafond generale, nel senso che il PNRR cuba 235 miliardi, ha diverse linee di investimento nel programma PNRR, però è innegabile che comunque resteranno delle risorse inespresse, diciamo, che non riusciranno a mettere a terra. Io immagino che tutte le regioni abbiano già progettazioni per opere idrauliche che potrebbero andare a intercettare queste risorse che necessariamente dovranno essere investite. Quindi l'appello che faccio è quello di pensare di rinegoziare nuovamente il PNRR, almeno una miliardata a regione, cioè ovviamente proporzionale agli abitanti, non è che puoi dare 1 miliardo al Veneto, 1 miliardo al Molise, non è che funziona così. Non sembra questo il momento migliore per andare a rinegoziare, non tanto i fondi o meglio le destinazioni? L'articolo 46 del trattato lo prevede, questo era un mantra che portava avanti i vecchi governi, soprattutto il governo con Draghi, che mi ricordo che c'era un'opposizione totale alla rinegoziazione, però questo PNRR poi con questo governo è già stato rinegoziato e quindi si tratta di eventualmente evitare di restituire soldi all'Europa e investirli sull'idraulica. Quindi. Perché ha la percezione che questo governo non ce l'ha come prioritaria e ce l'avrà? No, ce l'ha come priorità il PNRR, deve... Sicurezza... rispetto alla sicurezza idraulica questo governo deve metterla in cima a tutte le priorità, a mio avviso, visto e considerato che poi vedete anche ieri 2 persone hanno perso la vita e dopodiché metti in difficoltà distretti industriali, famiglie, cioè, insomma accade di tutto quando c'è un'alluvione. Ma quello che non riesco a capire è se questo governo ce l'ha come priorità ed è già messa a terra. Ma guarda, se ce cioè, bisogna che identifichi risorse, probabilmente ce l'ha in mente come priorità, per farla diventare esecutiva bisogna mettersi i soldi e i soldi a mio avviso oggi sono sul PNRR, oltre che sui fondi comunitari. Adesso sembra che si vada a rinegoziare anche il plafond dei fondi comunitari con una nuova destinazione anche qui per le opere idrauliche, questo a onor del vero va detto, però ci vogliono risorse. Io penso che il modello del Veneto possa essere letto come ad esempio nazionale, perché oggettivamente sul bacino idrografico dove abbiamo fatto le opere ha piovuto di più in molti casi rispetto al 2010, non abbiamo avuto la devastazione del 2010. Pensate, Vicenza nel 2010 era sott'acqua
quante volte l'abbiamo salvata nuovamente Vicenza? Tante volte ormai. Una domanda per l'assessore invece, la strada, cioè il ponte che è crollato, in che stato era? Cioè, si riesce a capire che la strada provinciale... No, fermi. La strada provinciale è agibile, non c'è nessun tipo di problema. Questa era una parallela che... No. Quindi è tutto aperto, è tutto a posto, si transita, ma non si è mai... sono due ponti vicini, uno all'altro, saranno distanti 30 metri, quindi il Lagno si può attraversare in quel punto senza nessun tipo di problema per la via principale, che è la strada provinciale. Quello più vecchio è quello che è crollato. È stato fatto immediatamente a valle il ponte nuovo ed è rimasto anche quello vecchio, okay? Che era transitabile. Si è capito, assessore, perché è crollato? Cioè, se ci sono responsabilità dovute al fatto, o se invece ci sono state delle mancanze? Ma sai, io credo che i magistrati facciano il loro mestiere e i consulenti tecnici, visto che faccio quel mestiere là, magari daranno tutto il supporto nelle sedi appropriate. Io non ero là, quindi non ve lo so dire, cioè non... Io sono arrivato dopo che era crollato, ovviamente. Altro, ragazzi? Volevo chiedere, per quanto riguarda invece i danni, ovviamente prestissimo È quello che vi rispondiamo sempre. E soprattutto che prospettive ci sono per chi si Cioè, ritrova con una cantità? le prospettive sono quelle che, se guardiamo lo storico, che sono basse. Però qui ci sono anche 2 persone che hanno perso la vita, e quindi sarà come si può dire, un evento catastrofale con uno stato di emergenza che sarà attenzionato e lo attenzioneremo ancora di più. Però oggi quantificare danni, io capisco che voi cercate no, ma guarda, si rischia di sparare cifre così al vento, inutili, in tutta onestà. La cosa pesante è rappresentata dal fatto che sono 2 persone che hanno perso la vita. I sindaci che io ho sentito stamattina sono sindaci che comunque confermano che si sta tornando all'ordinarietà pian piano. Io non azzarderei cifre. Però, scusi, lei diceva, guardando lo storico, le possibilità di rimborsi sono basse, cioè noi ricordiamo ad esempio la tromba d'aria le grandinate, basta. Le grandinate, non è arrivato niente? Poco, nel senso abbiamo avuto delle liquidazioni di quote, diciamo, infinitesimali rispetto ai danni avuti. Penso alla grande grandinata dell'estate 2023, piuttosto che l'ultima alluvione di quando è stata, quella dello sfondamento arginale del Campo San Piero. Sì, l'anno scorso, primavera, maggio. Maggio dell'anno scorso. Diciamo, comunque noi li abbiamo, come si può dire, abbiamo messo in lavorazione tutti gli stati di emergenza, e quindi adesso è ovvio che chiederemo ulteriori risorse, ma ripeto, la vera svolta è finanziare le opere. A proposito delle opere, ci ricordate un attimino sul Piave, l'emergenza Piave, cosa... Ma il Piave, guarda, adesso c'è l'autorità di bacino che ha ruolo commissariale. Prima avevamo noi in pancia quest'opera. Sono state fatte tutte le attività che aspettavano la Regione, quindi abbiamo fatto la gara per la progettazione. Adesso immagino che l'autorità di bacino ha, diciamo, tutto il materiale con anche eventuali varianti sia dimensionali che di posizionamento della cassa di espansione di Ciano, e il Piave ha necessità di un'opera importante per, diciamo, la regimazione di eventi di grosse piene. Ecco, io vorrei dire una roba ai cittadini: non è che adesso funziona che, visto che hai fatto i bacini, dormiamo tutti i sonni tranquilli, ci stiamo sempre confrontando con la natura, vorrei ricordare, e l'uomo davanti alla natura non è invincibile. Ovvio è che il nostro livello di sicurezza è molto più alto rispetto a prima, questo è poco ma sicuro. Sul Piave però si può fare un appello per velocità un po', perché sono tanti mesi che c'è stato il passaggio di consegna. Sul Piave noi ci aspettiamo dalla dottoressa, sì, non è ingegnere, no, dottoressa. La dottoressa, cioè l'ingegnere è un'altra categoria. Sì. E dicevo, ci aspettiamo la dottoressa Colaizzi che si chiuda velocemente questa partita, e lo dico in maniera
come si vede, costruttiva, nel senso che noi non la consideriamo una controparte, cioè l'autorità di bacino è un compagno di viaggio. Ovvio che adesso su Piave bisogna chiudere velocemente, noi abbiamo fornito il materiale, abbiamo dato il tema della progettazione, adesso ci diranno cosa vogliono fare. I tempi di realizzazione necessari Dipende dalla scelta progettuale che faranno, però un bacino di laminazione ci vogliono anni per realizzarlo. prima si passa. Meglio è. Sì. C'è una cosa manca, il simbolo manca. Manca la scelta progettuale, perché noi abbiamo oggettivamente dato più varianti progettuali, o diciamo più idee progettuali, e quindi scelta l'idea progettuale, poi bisogna partire. Presidente, scusi, ma qui stiamo parlando di protezione civile, che punto è la trattativa con il governo, con i ministeri sulla protezione civile, in una materia da... È un punto che stiamo lavorando una bozza finale, sulla quale stiamo ovviamente cercando, i nostri tecnici stanno cercando come si dice, di capire quale possa essere il punto di caduta, ma ad oggi non abbiamo nulla da darvi, però posso garantirvi che si sta lavorando una bozza finale. Ma le risposte dei ministeri sono arrivate? Tutte. Quindi sono osservazioni che vanno recepite da parte dei nostri tecnici? Le regioni portano avanti delle istanze e i tavoli tecnici servono per portare avanti queste istanze. I ministeri ad oggi posso dirvi che hanno risposto a tutti rispetto alla... Molto di recente? Sì, sì. Il ministro Calderoli ha confermato che la risposta dei ministeri non ne attende più rispetto alle singole posizioni, no? Però c'è da rimodificare la bozza, quindi non... No, se si lavora è una bozza in progress, nel senso che si lavora. Se voi aveste avuto l'autonomia oggi con questa emergenza, cosa sarebbe cambiato rispetto al DIT? Ma guarda, se l'avessimo avuta 20 anni fa, avremmo tutt'altro portafoglio di opere realizzate. Lo diceva prima l'assessore, pensate solo dal punto di vista dei vincoli e della possibilità di fare ordinanze in deroga, di intervenire su tante robe, pensate solo al tema vincolistico. Voi sapete che i greti dei fiumi sono aree dove l'attività di vincoli è assolutamente elevata, sono delle aree protette, ormai pensate il Piave viene vissuto come un parco naturale, vabbè che sembra quasi un torrente perché si svuota, no? Però la verità è che quello è un greto di un fiume. Scusa? Gestione dei rifiuti. Gestione? Dei rifiuti. Ah beh, certo. Oltretutto sì, nell'escavazione abbiamo anche l'altro problema. Pensate anche ai bacini di montagna. Il grosso problema, quelli ad esempio idroelettrici, hanno una capacità di invaso del 50%, anche meno ormai. In alcuni casi anche tanto meno del 20%. Vuol dire che il resto, invece di avere acqua, hanno detriti. Quei detriti uno dice, li draghiamo, li portiamo via, ma non sono ghiaia normale, sono rifiuti speciali e quindi hanno tutt'altro canale e costano per smaltire, bisogna portarli in discarica per capirci. L'Agno adesso, intanto l'Agno che questa notte ha in un giro di poche ore ricevuto tantissima acqua, è esondato, cosa ha fatto? Che vibrerò qua? No, come allora, come dicevo prima, l'Agno ha retto all'impatto utilizzando anche due bacini di laminazione, Trissino e Montebello. Ovviamente ci sono stati a monte anche delle esondazioni che, devo dire, l'Agno comunque ha contenuto abbastanza bene la piena, perché ripeto abbiamo trovato il record assoluto 2,73 m, non era mai successo che l'Agno arrivasse a quel livello. Infatti, poi forse se avete visto anche qualche video c'è qualcuno che commenta sotto, dice l'Agno non l'ho mai visto così, no? Quindi l'Agno sostanzialmente ha avuto qualche problema, però di fronte a una piena che non era mai accaduta. Oggi noi stiamo verificando, l'ho detto prima, con i nostri tecnici di Genio Civile
tutte le arginature del Lagno per vedere se ci sono stati cedimenti, se ci sono stati dei sormonti localizzati per poter intervenire in somma urgenza. In alcuni casi ci sono già le imprese che stanno lavorando. Sì, no, DGR 19 per lo stato d'emergenza, se vi serve il numero della... Il numero del DGR. Basta ragazzi? Grazie e buon lavoro. Io farei subito, poi vi lascio con l'assessore. È conclusa la conferenza stampa alla sede della Protezione Civile regionale di Marghera e dunque lo ha detto, lo ha ricordato adesso, la dichiarazione di stato di emergenza per il maltempo in Veneto e quindi soprattutto ovviamente Vicenza ma anche Verona per quanto è accaduto ieri. Si è parlato della morte ovviamente di Leone e di Francesco Nardon. Chiudiamo questa pagina, lunga pagina sul maltempo, iniziata alle 10 con l'edizione straordinaria, tornando a quell'immagine simbolo, lo chiedo alla regia di Francesca Pezzo, l'immagine simbolo di quella strada collassata, di quella voragine impressionante a Ponte dei Nori a Valdagno, che è il simbolo di questa ondata di maltempo, una piena del Lagno mai stata così, e purtroppo la morte di Leone, 65 anni, il figlio Francesco di 34 anni, che stavano andando verso la Protezione Civile per portare il loro aiuto come volontari della Protezione Civile. Si è parlato a lungo in questa conferenza stampa anche delle opere messe a terra, delle opere da mettere a terra. Si è tornati a parlare ovviamente anche del Piave. Come sapete c'è un lungo braccio di ferro in quella zona per le Grave di Ciano, quindi per un bacino di eliminazione in quella zona. E dunque questa è la situazione. Ci sono decine di milioni di euro di danni da conteggiare e entreranno in questo stato di emergenza. Chiudiamo allora questa pagina lunghissima pagina sul maltempo che ha colpito l'Ovest vicentino. Andiamo in pubblicità, il tempo di raccontarvi di altri fatti di cronaca dalle altre province molto velocemente, perché poi alle 13 è il momento di Ecovisione e mai come oggi direi che è puntuale la presenza di Andrea Ferrazzi con noi in studio. Avremo un altro importante ospite in collegamento perché di sostenibilità, la sostenibilità è al centro del futuro che deve essere messo in piedi anche per evitare disastri come questi. Pubblicità. Rieccoci in diretta. Prima di, come dicevamo prima, spostarci diciamo alle 13 per parlare di sostenibilità e dopo questa lunga pagina che abbiamo dedicato al maltempo che ha flagellato l'Ovest vicentino con 2 vittime, abbiamo raccontato nella nostra edizione straordinaria e finora, dicevamo, vi diamo conto di altre notizie di cronaca molto velocemente di queste ore. Ieri in diretta nel telegiornale di Treviso abbiamo raccontato anche della rapina all'Inps di Quinto di Treviso. In collegamento Daniela Sizia, che vedo alla sede del comando dei Carabinieri. Buongiorno Daniela. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo qui in via Cornarotto al comando dei Carabinieri di Treviso. Ieri abbiamo raccontato di questa rapina messa a segno all'Inps di Quinto, un supermercato. 2 i rapinatori travisati con passamontagna, armati di coltello, sono entrati, hanno minacciato la cassiera e una dipendente e poi si sono fatti consegnare i soldi in cassa, circa 600-650 euro. È caccia questa dacia, l'auto risultata poi rubata. Io sono assieme al tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo di Treviso. Buongiorno intanto. A voi intanto, grazie mille della vostra presenza. Ecco, si cerca quest'auto che è risultata poi rubata. Sì, allora come ha detto lei si tratta di 2 soggetti che hanno perpetrato questa rapina ieri nel primo pomeriggio, hanno fatto irruzione all'interno del supermercato e con il coltello hanno appunto sottratto circa 650 euro. Sono fuggiti a bordo di quest'auto, questa Dacia di colore nero che aveva una targa clonata da un'altra auto che in realtà esisteva veramente,
e poi tramite i targa system siamo riusciti a comprendere che la macchina era una macchina rubata e siamo ancora sulle tracce di questo veicolo che non abbiamo rinvenuto. Si sa in che direzione possa essere andata? Ma la direzione era quella della tangenziale, quindi stavano venendo verso Treviso, stiamo verificando, soprattutto stiamo tracciando la targa per riuscire a capire quale possa essere la vera direzione che hanno imboccato. Ecco, fra l'altro, comandante, abbiamo visto che ci sono le telecamere di sicurezza, quindi state visionando ovviamente queste immagini. Sì, diciamo come metodo investigativo ormai è abbastanza consolidato, abbiamo preso le immagini di videosorveglianza, stiamo facendo una verifica per riuscire ad avere tutti quei particolari che ci servono poi per arrivare eventualmente, speriamo, all'identificazione dei 2 autori. Ecco, fortunatamente, ci diceva il comandante, non c'erano clienti in quel momento, anche se appunto la rapina è stata messa davvero a segno in pieno giorno. E sentite le parole del titolare della prosciutteria, che è un locale che si trova proprio accanto al supermercato. Abbiamo sentito le sirene, ovviamente eravamo in servizio quell'ora là, quindi non abbiamo visto nulla, abbiamo sentito le sirene, qualcuno dei ragazzi ha visto i carabinieri là fermi, però in realtà siamo cascati dalle nuvole perché non sapevamo assolutamente quello che era successo. C'è un po' di preoccupazione? Beh, la zona è sempre stata soggetta, a noi è successo la fine dell'anno scorso che ci hanno rapinato, hanno sfondato la vetrina qua, insomma, quindi la zona è soggetta a questo tipo di problematiche. Purtroppo di giorno non è mai successo, la prima volta, devo dire la verità. Alle 2 di pomeriggio, insomma, c'è anche un via vai di persone, eppure sono davvero sfrontati i malviventi? Sicuramente, ripeto, è la prima volta che sento una cosa del genere qua in zona, ma in generale in tutto il circondario tra Paese e Quinto, quindi sì, fa preoccupare sicuramente. Comandante, abbiamo sentito prima l'intervista del titolare della prosciutteria, ci diceva insomma siamo preoccupati in pieno giorno, fra l'altro adesso arriva l'estate, quindi è ancora più facile perché la gente tiene magari le finestre aperte, insomma abbiamo visto che questi ladri non si fermano di certo di fronte a nulla. Sì, allora effettivamente il metodo scelto è un po' insolito, insomma le rapine si fanno solitamente all'orario di chiusura perché è quello poi dove c'è il maggior incasso. Diciamo che stiamo andando incontro all'estate, quindi come sempre, come accade anche per il periodo invernale, insomma quando arriva l'imbrunire, in questo caso al contrario le persone con l'arrivo della bella stagione tendono ad avere le finestre aperte, le porte aperte e sicuramente diciamo, sono comportamenti che non vanno messi in pratica perché viviamo comunque in un territorio che ancorché sicuro è comunque interessato da fenomeni criminali che possono, soprattutto per quanto riguarda i reati predatori, essere favoriti da comportamenti che se tenuti in debita considerazione possono metterci al riparo da questi spiacevoli episodi. Grazie davvero, grazie comandante. Io vi lascio le interviste che abbiamo raccolto dopo la rapina ad alcune persone, alcuni residenti che fra l'altro antiavventori che stavano andando a fare la spesa proprio all'INS che è rimasto aperto, quindi vi lascio con queste interviste e la linea può tornare subito dopo allo studio. Dopo che ha sentito questa notizia cosa ha pensato? Che non è semplice adesso vivere perché c'è la paura, adesso comunque sappiamo che anche sì, succede spesso, però per ora non è successo mai a casa mia, però anche dai vicini succede. Lei diceva si arrampicano ormai? Si arrampicano sulle grondaie anche durante l'ora di pranzo, non si fanno scrupoli, entrano e anche con la gente in casa purtroppo. Sono entrati qua fra l'altro in pieno giorno e davvero fa pensare questo. Sì, infatti, cioè non c'è più paura di niente. C'è un po' di preoccupazione, sapere che sono entrati comunque in pieno giorno? Beh, assolutamente sì, certo, non tanto per me ma penso alle famiglie con i bambini, perché succedendo oltretutto in pieno giorno insomma, può succedere davanti agli occhi di chiunque, voglio dire. Senza scrupoli, fra l'altro, armati con il coltello? Probabilmente dobbiamo farcene una ragione, questo purtroppo sta diventando il leitmotiv di questo tipo di società, insomma. Questo racconto dal Quinto di Treviso. Allora, prima di andare in pubblicità vi mostro queste immagini. I vigili del fuoco, sono le immagini dei vigili del fuoco al lavoro, i sommozzatori che poi hanno
trovato i due i corpi di Leone Nardon, 65 anni, e del figlio Francesco, le due vittime dell'ondata di maltempo che ha flagellato il Vicentino. Un flash dunque di questa operazione dei sommozzatori che purtroppo ha avuto questo esito negativo per i due corpi trovati. Allora, pubblicità e poi sarà il momento di Ecovisioni, e come dicevo prima, mai come oggi è importante parlare di sostenibilità. Allora siamo in diretta con Ecovisioni, lo dicevo prima, mai come oggi diremo è una giornata importante per parlare di sostenibilità. Abbiamo raccontato il maltempo che ha flagellato il Vicentino, l'abbiamo raccontato in una lunga edizione straordinaria, le vittime. Saluto e ringrazio come sempre Andrea Ferrazzi, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutte e a tutti. E in collegamento da Roma, se non sbaglio, dove è stata presentata oggi, è stato presentato il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025, Enrico Giovannini, buongiorno. Buongiorno a voi. È un piacere riaverla con noi, è stato ministro, è stato presidente di Istat, cofondatore e direttore scientifico di ASVIS, che organizza il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025. Allora oggi è stato presentata questo importante evento che mi corregga se sbaglio, dal 7 al 23 maggio 2025 interesserà tutta Italia. Cos'è il Festival della Sostenibilità? Partiamo da qui. Io vi parlo dalla sede RAI di Via Asiago, la mitica sede che ha fatto la storia della radio in particolare, perché proprio in sede RAI abbiamo presentato il 9° festival. Il festival parte il 7 maggio, si conclude il 23 ufficialmente, perché sono 17 giorni, tanti quanti sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. In realtà dura tutto il mese di maggio, e oggi abbiamo annunciato le tappe principali di questo festival, che toccherà Milano il 7 maggio sui temi economici, poi Genova il 9 sui temi della biodiversità, poi andremo a Venezia per parlare di cambiamento climatico e città, poi andremo e di futuro anche, c'è un'iniziativa importante sui temi del futuro, ASVIS lancia un nuovo progetto, magari ci torniamo successivamente, poi andremo a Torino al festival, al Salone del Libro, il 15 e il 16, poi andremo a Bologna, filiere per la sostenibilità e la resilienza, dove tra l'altro si parlerà delle tematiche legate all'impatto del cambiamento climatico in casi di eventi estremi come quelli che il nord-est sta vivendo in questi giorni. Napoli il 21 maggio sulle dimensioni sociali, e poi Roma in conclusione alla Camera dei Deputati. Al momento sono già presenti in cartellone oltre 700 eventi, ci sono molti festival collegati, gemellati diciamo così. C'è ancora tempo per organizzare eventi, chi lo vuol fare può andare sul sito Festival Sviluppo Sostenibile 2025 e candidare il proprio evento. È una iniziativa unica al mondo, lo dice l'ONU, non lo diciamo noi, che è la risposta a tutti coloro i quali pensano che la sostenibilità sia ormai passata di moda. L'Italia non la pensa così, la società civile, le imprese, le amministrazioni pubbliche non la pensano così, e quindi dobbiamo continuare a insistere. Allora sono 17 giornate, come sono 17 gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L'abbiamo raccontati già altre volte, sono tutti molto variegati ma legati al concetto di sostenibilità: sconfiggere la povertà, la fame, la salute e il benessere, la parità di genere, l'acqua pulita, l'energia pulita. Insomma, ogni obiettivo crea il tessuto della sostenibilità. Sì, esattamente, una visione integrata, economica, sociale, ambientale e anche istituzionale
della sostenibilità. È un paradigma nuovo che non mette solo al centro la crescita economica, ma guarda a un benessere diffuso, condiviso, inclusivo. Questo è l'obiettivo, oltre che a evitare il collasso del pianeta. Ricordiamolo, lo sviluppo sostenibile contiene la parola sviluppo, quindi non ha nulla a che vedere con la decrescita felice di cui qualcuno parla. Si tratta di aumentare i posti di lavoro, si tratta di migliorare le condizioni del reddito, ridurre la povertà, come lei ricordava, all'interno di un nuovo paradigma. E la buona notizia, partiremo proprio da Milano con la pubblicazione del rapporto che provocatoriamente abbiamo scelto di chiamare sostenibilità o competitività, un falso dilemma, dove dimostriamo, anche con l'aiuto di un grande centro di ricerca internazionale, Oxford Economics, che le imprese italiane, anche le imprese italiane, che stanno andando per investire su transizione ecologica, energetica, ma anche transizione digitale, aumentano la competitività, migliorano il posizionamento di mercato, creano buona occupazione. Quindi quando sentiamo contrapporre sostenibilità e competitività è semplicemente falso. I dati anche per l'Italia dimostrano esattamente l'opposto. È il luogo comune che abbiamo raccontato anche altre volte. Fra poco ci torno subito, però visto che abbiamo iniziato a parlare, e Giovannini ha già iniziato a parlare delle tappe importanti dal 7 al 23 di maggio del Festival dello Sviluppo Sostenibile, non posso che soffermarmi sulle tappe di Venezia. Sì, Venezia è una delle città che appunto faranno da scena a questo grande evento, che è un evento appunto, come diceva Enrico Giovannini, unico nel panorama internazionale. Venezia si presta benissimo, la città fragile per definizione, ma della straordinaria capacità nel corso della storia di integrare la presenza dell'uomo, la vita dell'uomo, appunto la vita antropica, con un ecosistema assolutamente fragile e dunque la necessità di trovare un equilibrio drammatico, proprio letteralmente, che non è scontato per nulla ma è assolutamente necessario. E tra l'altro gli eventi del 13 e del 14 di maggio, nella mattina appunto di quelle 2 giornate, è aperto, quindi è aperto ai cittadini che volessero partecipare, le associazioni, i movimenti, perché diventa davvero un momento di grandissima attenzione, di grandissima importanza. Mi permetta di fare una considerazione su quello che diceva Enrico Giovannini. Certamente la competitività è strettamente legata alla capacità di innovare nella logica della sostenibilità, questo è un dato acclarato. Naturalmente alcuni ci perdono, cioè non dobbiamo stupirci se alcuni interessi consolidati che hanno vissuto nel Novecento di alcune anche rendite a volte, possiamo immaginare per esempio la questione dei carbon fossili, cercheranno di opporsi a una transizione di questo tipo, ma noi dobbiamo agire nella logica del benessere di tutti, non nel benessere di alcuni e di pochi, e il tema della sostenibilità è esattamente questo, è competitività per quasi tutti, è crescita economica nella logica appunto della giustizia sociale e della ridistribuzione, è capacità di creare una società giusta e siccome giusta anche in pace. Giovannini, allargo lo sguardo. Come si riesce a essere competitivi di fronte a una situazione, quella dei dazi in totale indefinibilità, perché davvero l'incertezza è costante? Purtroppo è proprio il frutto delle scelte del governo americano. La parola incertezza che lei ha usato correttamente un minuto fa è la cifra del perché dobbiamo essere capaci di guardare sia alle cose urgenti ma anche a quelle importanti. Le faccio un esempio molto concreto. Dopo l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina, lo sappiamo, i prezzi dell'energia sono andati alle stelle, con dei costi altissimi per le famiglie e per le imprese. E lo dico da ex ministro del governo Draghi, che ha fatto delle scelte anche per tamponare una situazione come l'interruzione del gas dalla Russia.
Bene, 3 anni dopo stiamo ancora a discutere se ci conviene comprare il gas dagli Stati Uniti o invece investire a tutta velocità sulle rinnovabili. È evidente che le crisi internazionali continueranno e noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo passare da una dipendenza a un'altra, in particolare con un paese che in questo momento è fortemente erratico, come lei ricordava. No, la risposta giusta è investire sulle rinnovabili a tutti i modi possibili e abbattere in questo modo i costi dell'energia per famiglie e per imprese. È possibile? Ovviamente è possibile. L'hanno fatto la Spagna, il Portogallo, altri paesi simili a noi. Ecco perché non dobbiamo occuparci solo di questioni urgenti, ma dobbiamo focalizzare l'attenzione sulle cose importanti. Le faccio un altro esempio di cui si parlerà a Bologna: l'economia circolare. L'economia circolare, lo dico per i vostri telespettatori, vuol dire invece di usare ogni volta materie vergini, riusare scarti dei consumi e quindi riimmettere le cosiddette materie prime seconde. L'Europa, ma soprattutto l'Italia, ha delle capacità competitive straordinarie da questo punto di vista. Mi riferisco ad esempio a un'azienda che ha scelto di riciclare gli scarponi, i materiali usati per lo sport, e così facendo ha abbattuto i costi e è andata anche nella direzione delle nuove generazioni che chiedono prodotti più sostenibili, ma ha aumentato l'occupazione. Il giornalista che sentiva questo di fronte al capo azienda un paio di volte gli ha domandato: sì, ma i costi? Ma quali costi? Gli ha risposto: abbiamo avuto dei risultati convenienti. Certo, si chiamano investimenti, non costi, cioè un investimento che gli imprenditori fanno per avere redditi più alti in futuro. Questo è il futuro, questo è il presente, e l'Italia ha tutta una serie di carte in regola per competere su questa base, anche rispetto a eventuali politiche commerciali diciamo ostili come quelle dell'amministrazione Trump in questo momento. Grazie. Passare dal gas russo a quello statunitense piuttosto che algerino o del Qatar è un'insensatezza, non solamente dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della stabilità, dell'autonomia energetica, della sicurezza energetica, della stabilità economica e naturalmente anche delle bollette, cioè delle nostre tasche, di noi privati cittadini e delle imprese. Perché vede, il gas naturale liquefatto ormai è circa il 50% del gas che l'Italia consuma all'anno, ma a differenza del gas che veniva e che viene ancora in parte portato nel nostro paese attraverso i grandi tubi, no, i gasdotti, è un gas che ha dei costi elevatissimi perché dobbiamo appunto trasformarlo da gassoso a liquido, poi da liquido a gassoso, poi dobbiamo trasportarlo con le navi e via dicendo. Quindi arriva nelle nostre tasche con un costo altissimo. E questo non vuol dire che il gas non debba essere utilizzato come fonte di transizione energetica, come dice il progetto, diciamo, la grande politica europea sull'energia che si chiama REPowerEU. Ma una cosa è pensare al gas, che comunque è una fonte fossile, quindi inquinante, come momento di transizione. Altra cosa invece è agire strutturalmente in modo tale da allontanare il più possibile la fine del suo utilizzo, o comunque diciamo una riduzione marcata del suo utilizzo. Allora, siccome abbiamo già visto cosa ha voluto dire per l'Italia e per tutta l'Europa la dipendenza dal gas russo, non vorremmo mica ribadire questa dipendenza nei confronti dei paesi che sono come l'Algeria, paesi diciamo non proprio un modello democratico di innalzamento delle libertà civili, oppure col Qatar anch'esso con le sue caratteristiche, oppure degli Stati Uniti di Trump, di cui stiamo vedendo in maniera drammatica anche in questi giorni, non possiamo assolutamente fidarci. Qual è la forza? Perfettamente ragione Giovannini, qual è la fonte energetica che rende il nostro paese autonomo, sicuro, resiliente e a basso costo? Solo le energie rinnovabili. Guardi, le dico un dato semplicemente. Nel 2024, fatto 100, la capacità mondiale
incrementale, quindi quella costruita nel 2024 di energia elettrica, quella di quota rinnovabile è 93, cioè il 93% l'anno scorso degli investimenti del mondo per le fonti energetiche, per l'energia elettrica, sono rinnovabili. Il mondo sta andando in quella direzione. Se chiudiamo la porta a questa innovazione ne perdiamo tutti. Di questo 93% l'Europa, l'Italia che percentuale ha? No, l'Italia sta cercando di aumentare, ci sono dei problemi legati al permitting, dopodiché ci sono dei problemi anche legati all'interconnessione, perché non basta produrre l'energia, bisogna che sia, diciamo, trasportabile in maniera efficiente, efficace dai luoghi della produzione al luogo del consumo, e su questo c'è tantissimo da fare, ma ci sono le tecnologie, le smart grid, ci sono le comunità energetiche appunto nei piccoli luoghi che abbiamo già presentato peraltro anche in questa trasmissione. Cioè lavorare nella transizione, lavorare nella sostenibilità vuol dire puntare sulla scienza, sulla tecnologia, sull'innovazione e sullo sviluppo sostenibile. Perché vede, è paradossale che qua si dice o si cerca di raccontare, magari perché prezzolati da interessi concreti, che da una parte ci sono quelli che parlano di sviluppo sostenibile, che sono gli ideologici, e dall'altra ci sono i pragmatici. Bisognerebbe spiegarlo, però certamente Trump è molto pragmatico nel momento in cui investe nel petrolio, e poi abbiamo scoperto che 40 finanziatori nella sua campagna elettorale gli hanno portato 25 milioni a testa, e questi petrolieri sono stati messi a capo del Dipartimento dell'Energia e anche di quella che è l'Agenzia federale per l'ambiente negli Stati Uniti. Cioè dietro ci sono degli interessi molto concreti. Le persone devono sapere questo e bisogna tutti andare nella direzione invece del futuro. Peraltro uno degli appuntamenti che vedo scorro nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile il 15 di maggio a Torino è Crisi delle democrazie e declino del multilateralismo, da quale governance per uno sviluppo sostenibile, perché poi bisogna avere uno sviluppo sostenibile in uno scenario che abbiamo affrontato in questo momento, insomma è molto complesso. Giovannini, vedo un altro appuntamento che mi interessa in particolare, perché ne abbiamo parlato e c'è molta polemica su questo, continua ad esserci molta polemica. Il venerdì 16, sempre a Torino, c'è Oltre l'algoritmo, l'intelligenza artificiale e il futuro della società. Questo è un altro punto chiave, c'è ancora molta polemica sull'intelligenza artificiale, però è un cardine dello sviluppo sostenibile anche questo? Sì, può esserlo, come tutte le nuove tecnologie. Recentemente l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha rivisto a rialzo le stime dei consumi elettrici necessari per far funzionare i grandi centri che poi producono gli oracoli, chiamiamoli così, delle intelligenze artificiali. Ma sappiamo che anche qui c'è un grande sviluppo, per esempio le nuove centrali, i nuovi data center hanno un sistema di riciclo dell'acqua, perché bisogna raffreddare queste grandi macchine essendo usate in modo molto intensivo attraverso appunto un riciclo e non l'uso di nuova acqua come si è fatto finora. La stessa cosa vale per gli accumulatori di energia rinnovabile. Qualcuno dice abbiamo bisogno del nucleare o di fonti fossili perché le fonti rinnovabili sono intermittenti. Cosa succede se non c'è il vento? Cosa succede se non c'è il sole? E da questo punto di vista gli accumulatori che si stanno sviluppando hanno una straordinaria efficienza. Ma ecco dove l'intelligenza artificiale può ottimizzare l'uso della rete in modo tale da evitare sprechi, perché possiamo fare ancora molto in termini di risparmio energetico e appunto di ottimizzazione anche durante la stessa giornata dei nostri consumi. L'intelligenza artificiale sta dando risposte estremamente interessanti sul tema della ricerca medica. Per questo nell'evento di Torino non andremo tanto a guardare gli aspetti tecnici, tecnologici, quanto i riflessi sociali. Mi faccia ricordare
magari in futuro potete ricordarlo anche nelle vostre trasmissioni, che tutti gli eventi principali del festival sono fruibili in streaming. E l'anno scorso abbiamo avuto milioni di persone che hanno seguito gli eventi del festival in streaming. Quindi il mio invito è guardare sul sito Festival Sviluppo Sostenibile 2025 e segnarsi gli appuntamenti magari da seguire anche in streaming. Sulla intelligenza artificiale abbiamo parlato tante volte, ma ecco, diventa un punto di riflessione anche. È uno strumento potentissimo, è una tecnologia nelle mani dell'uomo. Naturalmente la tecnologia è in se stesso positiva, ma poi dipende come la usi. Appunto, un coltello è un elemento di tecnologia applicata sulla base di una tecnologia, diciamo, di ricerca appunto di base, e dipende poi come lo usi. Puoi affettare una persona, puoi affettare il salame per dividerlo nella tua famiglia. L'intelligenza artificiale certamente poi è anche un salto di scala, è uno strumento potentissimo nelle mani nostre, va utilizzato per le finalità del bene, va finalizzato all'utilità umana. La tecnologia rischia sempre di diventare il mito della tecnoscienza, no? Ce lo ricorda anche il Papa nella sua enciclica, nel momento in cui da strumento diventa fine. E il fine è sempre la persona, la libertà della persona, la prosperità delle società, la pace delle persone, il benessere collettivo e il benessere individuale. Naturalmente all'interno di questo l'intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo che va utilizzato e utilizzato bene. Ovviamente ci sono anche dei riscontri ambientali importanti. Le immagini che a Milano diciamo, se noi dovessimo dare risposta positiva a tutte le centrali di elaborazione dati che sono collegate all'innovazione dell'intelligenza artificiale, quelle di nuova costruzione, dovremmo potenziare la rete di 1,9 gigawatt e pensi che tutti i residenti di Milano consumano ogni anno 1,3 gigawatt. E questa dà la dimensione del consumo anche energetico e quindi dà la dimensione di uno strumento potente che va pensato, va rimodulato e va armonizzato all'interno anche di politica come l'Unione Europea sta cercando di fare. Giovannini, siamo quasi in chiusura. 3 febbraio 2016 nasce l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, quindi il 3 febbraio l'anno prossimo saranno 10 anni. Nasce per far crescere la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Leggo proprio dal sito di ASVIS. Allora, in questi 10 anni, ormai quasi 10 anni, questa consapevolezza è, immagino, aumentata, e quali sono gli ostacoli che ci sono ancora da affrontare? Sì, è aumentata moltissimo, basta vedere il fatto che le tematiche dello sviluppo sostenibile sono ormai oggetto di programmi scolastici, l'educazione civica, ma non solo. Le tematiche sono presenti in tutte le università italiane e poi se ne parla tantissimo. L'ultimo sondaggio svolto l'anno scorso mostra come all'interno della società italiana nel suo complesso circa un terzo dei cittadini sanno cos'è l'Agenda 2030, i vari obiettivi, ma questa percentuale sale a oltre il 60% tra i giovani. C'è ancora molto da fare ed è qui dove la collaborazione con i media è fondamentale. Non a caso avremo la collaborazione di ANSA e di RAI anche per questo festival, attraverso tantissime iniziative in radio, in televisione e così via. Uno dei risultati principali raggiunti da ASVIS in questi anni è stato il cambio della Costituzione nei suoi principi fondamentali, avvenuto nel 2022. Purtroppo la legge è stata pubblicata 3 giorni prima dell'invasione russa dell'Ucraina, quindi l'attenzione è stata giustamente spostata su altri temi. Ma è proprio questo l'elemento che richiamavo all'inizio. Ci sono cose urgenti e cose importanti. Diceva Bill Clinton tanti anni fa a Tony Blair, che non era ancora primo ministro inglese: Tony, sulla tua scrivania ogni giorno avrai emergenze e se anche le risolverai tutte, il giorno dopo ne avrai altrettanto e il giorno dopo ancora. Sai qual è il più grande segreto che ho scoperto da che sono presidente? È che se vuoi fare le cose importanti gli devi dedicare tempo, altrimenti ti occuperai solo di cose urgenti e le cose importanti non le farai mai. Ecco, l'ASVIS è nata proprio
con i suoi oltre 320 aderenti, 300 alleati, per mobilitare tutta la società per occuparsi sia delle cose urgenti che delle cose importanti da cui dipende il nostro presente e anche il nostro futuro. E Zanetti, mi permetta di, nel telegiornale di pochi minuti fa raccontava della devastazione non solo nel nord-est ma del tutto il nord Italia, la Toscana, quello che stiamo vivendo, che ormai sta diventando una tragica, diciamo, normalità, diciamo così. Ma quello di cui stiamo parlando oggi ha a che fare con questo, perché il cambiamento climatico è la prima causa. Sentivo prima l'assessore regionale che diceva non era mai successo che l'Arno avesse una piena di questo tipo, mai successo nella storia. Ma quante volte sentiamo ripetere questa frase, non era mai successo, non era mai successa Vaia, non era mai successa questa esondazione, non era mai successo, ma tutte queste cose non accadono per caso, accadono perché noi abbiamo dato un impulso al cambiamento climatico, quindi abbiamo creato la crisi climatica. Quindi stiamo parlando di questioni che toccano i nostri interessi, gli interessi dei cittadini, delle 2 persone drammaticamente morte questa notte perché stavano andando a salvare altre persone e sono state inghiottite, padre e figlio. Questi sono i drammi della nostra società, del nostro territorio. Parlare di sostenibilità vuol dire agire in modo tale che questo non debba più avvenire. Allora io ringrazio davvero, gli auguro un buon lavoro a Enrico Giovannini, vi faccio vedere il sito www.festivalsvilupposostenibile 2025, eccolo qua. Queste sono anche le immagini, insomma, che lo slogan, il claim di quest'anno è la sostenibilità ci riguarda da vicino, molto da vicino. Come vedete le immagini mostrano proprio la normalità, la quotidianità con le emergenze che sono ormai a fianco a noi, e quindi la sostenibilità ci riguarda da vicino, molto da vicino, non possiamo fare finta che non esista. Quindi il sito per chi eventualmente vorrà seguire in streaming tutti gli eventi che partono il 7 di maggio. Grazie a Enrico Giovannini e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi e colgo l'occasione per augurare a tutti anche una buona Pasqua. Certamente, grazie mille. Però ovviamente chi vuole andare invece a vedere dal vivo gli appuntamenti, 13-14 maggio a Venezia. A Venezia, troverà nel sito tutte le indicazioni, insomma saranno degli eventi molto molto interessanti. Mi permette Zanetti di di augurare davvero a tutte le persone che ci stanno seguendo una serena Pasqua e speriamo una Pasqua di pace. Allora, a proposito di questo e delle festività, il prossimo venerdì slitta il nostro appuntamento, è il 25 aprile, giornata festiva, come sapete voi abbiamo il nostro TG speciale, diciamo, del 25 di aprile, e allora ci ritroviamo il 2 di maggio. Il 2 di maggio, quindi saremo nel nuovo mese e vedremo di capire di cosa parleremo. Grazie davvero Andrea Ferrazzi, che intanto continua il tour del suo libro che abbiamo presentato oggi, presentato in trasmissione, Le parole della sostenibilità. Ieri eravate a Vicenza, vero? Ieri eravamo a Vicenza, ospiti dell'Accademia Olimpica, abbiamo discusso con i membri dell'Accademia e con un sacco di gente, e tra l'altro c'era anche il Vescovo che è venuto appunto a confrontarsi su questi temi, molto interessante. Benissimo, allora grazie Andrea Ferrazzi, grazie anche a voi per averci seguito, insomma, fin dalle 10 di questa mattina con l'edizione straordinaria per il maltempo di Vicenza. Vi lascio al meteo e poi al film. Grazie, arrivederci.